Buonasera, ben trovati, ben ritrovati anzi a questa trasmissione tutti i martedì sera, vi ricordo dalle 19:30 alle 20:30 dedicata al sindaco di Padova. Il sindaco risponde a tutte le vostre domande tramite il numero di telefono, tramite le email, tramite anche i messaggi. Siamo stati fermi praticamente quasi un mese nel periodo natalizio perché ci sono state le feste natalizie, poi la settimana scorsa il sindaco è andato praticamente a Roma e ha incontrato il Papa e quindi l'abbiamo rinviata e questa è la prima puntata, però da questo martedì in poi ci saremo tutti i martedì sera dalle ore 19:30 alle ore 20:30 e quindi potete telefonare, adesso la regia metterà in sovraimpressione i numeri per poterlo fare, lo 049 80 77753 per le telefonate, 345 33 41171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppo-tv7.com per le email durante la settimana. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Buonasera signor sindaco, grazie di essere qui. Buonasera a lei, a tutti. Allora cominciamo, com'è andato le vacanze natalizie? Tutto bene? Molto bene, ho passato con i miei nipoti, i miei figli, in famiglia, bellissimo. Ecco, ci sono molte cose a dire, dal Covid, ovviamente anche alla visita che lei ha fatto al Santo Padre la settimana scorsa, con l'augurio che tutti i padovani sperano che venga a visitare la città del Santo. Però la prima domanda che le faccio una domanda un po' politica. In settimana è uscito un po' di bagarre all'interno della Lega per via del candidato, sembrava che il candidato a sindaco di Padova, perché ormai siamo vicini, tutti dicono che sarà lei uno dei candidati come sindaco, lei ha sempre smentito questa notizia, ha sempre dato molta importanza, però siamo all'inizio dell'anno, siamo quasi a fine gennaio, quindi è d'obbligo e giornalisticamente gliela devo chiedere. Allora c'è stato un po' di maretta dall'altra parte dove hanno detto Peghin non va bene, qualcuno della Lega ha detto non è giusto, è più giusto che ci sia uno come marcato per candidarsi per la città di Padova, all'interno del partito non c'è più armonia. Lei in tutta questa situazione cosa mi può dire? Niente, non sono problemi miei, proprio ho già i miei problemi, nel senso di lavorare, di fare, per cui non entro nelle bagarre degli altri, non è di mia competenza, per cui per me leggo, assisto, non ho commenti da fare. Essendo molto probabilmente un suo avversario, politicamente ovviamente, non sotto un aspetto di personale. Non sono un suo avversario e tanto bene, non sto pensando attualmente a candidarmi perché c'è tanto da lavorare per PNRR. Come ha detto il professor Giavazzi, come si fa a ottenere il PNRR? Lavorando, tutto altro, quando siamo andati con Maria Stella Gelmini al Verdi. Ma quindi lei per cui questa è una cosa importante. E poi la cosa importante è questa pandemia che mi sta preoccupando, per cui ho altri problemi, altri pensieri, queste cose qua. Penso che l'abbiano tutti i padovani. Anche siamo d'accordo che ha altri pensieri. Per cui la domanda però è inerente. La Lega ha tutta la mia simpatia, ma finita là. Non sono problemi. Sono già arrivati i messaggi, pensi lei, siamo appena iniziato. Ma al di là di questo volevo chiederle, lei ha appena citato che deve ancora pensarci se candidarsi o no, oppure il naso cresce a dismisura, oppure... Io non ci ho pensato altro da pensare adesso. La Jessica dietro le quinte mi fa dai che lo martelli. Io devo pensare a lavorare per i padovani, devo pensare al PNRR, abbiamo solo un sacco di risorse e Padova è giusto che abbia il massimo delle risorse, già abbiamo portato a casa 335 milioni per la seconda linea del tram, 15 milioni per la cella sono risorse importanti, dobbiamo fare i progetti. E poi devo dire c'è questa pandemia che ci sta affliggendo. Per cui ho altri pensieri. Sì, ho capito, però non mi risponda ad altre domande che poi le farò obiettivamente, perché gliele farò quelle della pandemia, quelle del PNRR e tant'altro. Senti, c'è un'altra cosa che le chiedo che mi interessa, oltre alla candidatura del sindaco di Padova, che è una delle cose che ovviamente interessa il cittadino padovano, perché interessa la continuità, interessano tante cose, però lei non vuole entrare in merito. Altri pensieri non vuole entrare in merito, io rispetto il suo pensiero. Invece come Presidente della Repubblica cosa si augura? Perché quello sarà lunedì prossimo che inizieranno gli scrutini. Non lo so, io
Io faccio il tifo perché che rimanga la situazione attuale, però ovviamente non ho... Beh, la situazione attuale, il Presidente della Repubblica bisogna io cambiarlo. spero, Mattarella è stato un grande Presidente, mi piacerebbe che faccia ancora Presidente. Draghi, Presidente del Consiglio, sta lavorando molto bene, io mi rifaccio, e i risultati che ci sono, sei contento di rimanesse uguale, ovviamente. Ma ha una preferenza, che si parla molto anche di una donna Presidente della Repubblica, se dovesse scegliere per la prima volta, l'ho detto anch'io le piacerebbe? A suo tempo ho detto che sarebbe bello che ci fosse una donna, per carità, sarebbe bello Presidente della Repubblica una donna. Ho fatto anche il nome, a suo tempo era Cartabia, che è un ministro molto competente, però non rientra nelle mie logiche. Io, come tutti noi, seguo il dibattito politico, mi informo, sarà penso che 10-15 giorni avremo questo risultato. No, un passaggio importante per la nazione. Lunedì prossimo, dopo le prime 3 tornate, penso che al quarto o quinto turno si saprà chi come è. Ha detto, quando siamo andati al Verde con il ministro Maria Stella Gelmini, c'era anche il professor Zavazzi, che è un comunista e economista molto vicino al primo ministro Draghi. Ha detto, prima ha detto quello che ho detto prima, come si fa a ottenere il PNRR? Lavorando. Ed è quello che stiamo facendo noi come amministrazione comunale, perché è molto importante. Secondo, sono grosse responsabilità, perché il 223... Presidente della Repubblica, poi parleremo del PNRR. No, sto solo dicendo che 223 miliardi non sono gratis, sono condizionati alle riforme, a quello che dobbiamo fare, per cui c'è una grossa responsabilità da parte dei comuni, regioni, Stato, ottenere. Quindi, Sindaco, lei si augura che Draghi rimanga Presidente del Consiglio? A me mi piacerebbe che restasse tutto uguale, però ovviamente... Beh, siccome Draghi Presidente del Consiglio, con un Presidente ovviamente ha preferenze... Draghi è una persona eccezionale, lo sapete tutti, l'ho detto molte volte. Per cui Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, sarebbe bello avere 2 Draghi, però non è fattibile questa cosa. Tanto questo è il mio pensiero, sono una persona eccezionale. Volevo sapere se aveva una preferenza per una donna o per un uomo. È una persona eccezionale, per cui in questo posso avere. Va bene, qui poteva anche esporsi, perché non è... No, non è problema di esporsi, ho detto sarebbe bello che fosse anche una donna. Sto dicendo che avere persone di livello del nostro primo ministro, Draghi, è una fortuna unica, non capita molte volte. I commenti politici sono tutti a favore l'Europa guarda noi, il mondo guarda noi, perché c'è una persona che si chiama Mario Draghi, punto. Perfetto. Io una persona eccezionale, siamo PIL eccezionale, prodotto interno lordo, vaccinazione, siamo uno dei primi paesi. Per cui sta veramente dando una svolta importante a questo paese. Io sono entusiasta di questa persona. Ma io credo, io così le faccio... penso che sia un pensiero comune questo. Certo, a livello giornalistico io sento dire dai colleghi che sicuramente Draghi ha molte possibilità di rimanere dov'è, insomma, difficilmente, anche se c'è qualcuno, qui a Padova per esempio l'ex sindaco Flavio Zannato lo vorrebbe addirittura come Presidente della Repubblica, quindi ognuno poi ha delle proprie idee come vedere il Presidente della Repubblica in prospettiva dell'Europa, in prospettiva di tutto quello che accadrà. Sono 2 posizioni importantissime per l'Italia, per cui... Certo. Sono arrivati dei messaggi, i primi 4, allora Elisabetta, se andiamo a leggerli, iniziamo con il primo. Buonasera, è possibile realizzare le barriere antirumore sulla SR 308 dove sotto si trova via Domenico 40, richiesta avanzata dal 97? Lo chiede Michele Zampieri del quartiere Mortise. Rispondo? Sì, può rispondere, sì. Non so se sia la nostra competenza o competenza di altri. Come al solito, ricordo che noi come amministrazione comunale possiamo fare cose che competono al Comune di Padova, altrimenti diventa danno reale. La proposta precisa non lo so, però le do sicuramente a domani, dopodomani, perché è molto facile capire. Se è nostra competenza può essere che non siano risorse, non lo so. Se è competenza di qualche altro, Veneto Strade, Regione, non possiamo farci nulla. Possiamo solo insistere sotto l'aspetto politico, dire fatele, ma non altre cose. Però questa cosa posso rispondere tranquillamente a breve. Secondo messaggio, Elisabetta, ringrazio Elisabetta in redazione assieme a Denis Marà, assieme alla Jessica e ai tecnici che stanno collaborando per questa trasmissione. Prego.
Vorrei fare presente al sindaco riguardo al park sud dello stadio. Chi parcheggia deve percorrere viale Nereo Rocco. Non si può tombinare il fossato e fare una pista pedonale, visto che si deve andare in mezzo alla strada con le autovetture che corrono. Poi, quando piove, la strada è allagata fino a mezza carreggiata. Quindi è ancora più difficile e pericoloso, lo chiede Alberto. L'avevo notato anch'io, questo davvero... Ha delle ragioni, obiettivamente. Ha ragione. Ha ragione, non tombinando il fosso che è un po' contro le però logiche. dove parcheggiano le automobili? Però è vero, l'ho notato anch'io questa cosa, è un suggerimento interessante. Perché è vero lì, sindaco, che tra l'altro dove parcheggiano la macchina saranno 500 metri, 300 quelli che sono per andare allo stadio, e tra l'altro sono anche pericolosi perché c'è una semicurva leggera, però se si può fare qualcosa non sarebbe una brutta idea. Andiamo col prossimo, Elisabetta. Questo è un suggerimento interessante. Marciapiede di via Turazza. Sono già stato investito da un monopattino. Quando regolarizzate il transito? Paolo. Allora, i monopattini, per quanto riguarda il regolamento, sta proprio in queste settimane legiferando il governo, che sta equiparando, non è più equiparato da quello che si sa alle biciclette, ma sì, ci vogliono le luci, l'assicurazione, il casco. Dopo, come ho detto tante altre volte, è un problema di educazione, non si va... È un mezzo eccezionale sotto certi aspetti perché è silenzioso, ecologico, veloce, però bisogna essere responsabili, cioè non bisogna andare sotto i portici, non bisogna mollarlo dove capita, però devo dire che sta migliorando rispetto all'inizio, quando sono arrivati c'erano monopattini dappertutto abbandonati, adesso prima l'azienda alla sera cerca di mettere in ordine le cose. Secondo, anche gli utilizzatori sono diventati più responsabili. Per cui il codice non spetta a noi, spetta allo Stato. Per quanto riguarda noi possiamo educare a stare molto attenti a queste cose. Quarto messaggio di questa serie, Elisabetta. In Corso Milano i semafori sono da regolare in maniera appropriata. Ha ragione, cioè, abbiamo qualche malfunzionamento, è vero, non l'ho notato anch'io. Semaforo in Corso Milano, non solo in Corso Milano, purtroppo, c'è anche altri posti che non funzionano in maniera corretta. Io so che stanno facendo una revisione, stanno aspettando, è vero, bisogna dare una sistemata sotto l'aspetto della viabilità, della frequenza dei semafori perché non è corretta. E questo ne parlerò sicuramente con l'assessore Ragona. Allora, ne sono arrivate anche, perché abbiamo pubblicizzato dall'altro giorno, sindaco, che riprendevamo le trasmissioni con lei, quindi sono arrivate anche delle email. Ne leggo qualcuna. La signora Giulia chiede con quale criterio sono stati piantati nuovi alberi, visto che ha letto che alcuni devono essere tolti, ad esempio a Volta Barozzo e all'Arcella. È stato un errore, cioè ne ho parlato con il dirigente, con l'assessore Galán, è stato sbagliato, per cui stanno rimettendo a posto, se non sbaglio, sotto l'aspetto della viabilità Futuro Trans sono 11 alberi, anche altri sono stati sbagliati, stanno rimediando all'errore, è stato un errore, per cui quindi si può sbagliare. Poi Ernesto le chiede... vi ricordo che sono 10.000 alberi, per cui qualche errore è anche compatibili, insomma, però stiamo già sistemando il tutto. Certo. Ernesto poi le chiede cosa ne pensa dell'idea di portare i cavalli alla Prandina, che è uscito proprio tra l'altro oggi l'articolo. Ma sono tantissime idee per quanto riguarda la Prandina. Noi stiamo proprio in questo periodo, queste settimane stiamo cercando di capire il più possibile cosa fare. Chiaramente interessa molto realizzare verde, interessa fare il parcheggio, lo sapete perfettamente, tutto va concertato con la sovrintendenza perché è un'area protetta. Vi dico anche un'altra cosa che può essere, mi interessa anche fare una scuola, per dire, ma questo non è ancora pubblico. Come una scuola? Una scuola in Petrarca non funziona, ha dei problemi veramente importanti. Una delle idee, non sto dicendo che abbiamo già fatto, già finanziata, una delle idee potrebbe essere quella di fare la Prandina, una parte della Prandina, ma la parte non verso Corso Milano, verso la fine, potrebbe essere fare una nuova Petrarca,
intendo trasferire il Petrarca là. Però queste sono idee, sto pensando che i terzi del settore, gli assessori di competenza, Cristina Piva, Andrea Micalizzi, se è possibile farlo. Potrebbe essere un'idea, però non sto dicendo che abbiamo deciso questo, che sia chiaro. Le faccio una domanda che arriva, caro Sindaco, quando ci dirà se si ricandida? Sarò felice di dare il mio voto, l'ho fatto nel 2017 e non me ne sono mai pentita, continui così da Valentina, sono i complimenti. Grazie. Quindi Valentina Grazie fa i complimenti. Visto che avete stanziato diversi milioni di euro per le asfaltature, in che quartieri li utilizzerete? Vicino a casa mia in via Buonanotte l'Arcella è un disastro, lo chiede Francesco. Beh, mi hanno stanziato 11 milioni, ma c'è anche, adesso non mi ricordo a memoria tutte le vie, ma è stato indicato esattamente, se non sbaglio anche in Padoanet, è indicato tutte le vie che andremo a sistemare. Ovviamente dobbiamo aspettare il clima, non si può fare certamente adesso, sarà tra un mese e mezzo, 2 mesi più o meno, quando cambia la temperatura. Sono 11 milioni di asfalti, come dire, strade e marciapiedi. E quindi saranno fatti. Senta, le vie non lo so, obiettivamente. In attesa di altre, prima ma se non sbaglio, via Buonanotte è stato messo, vado a memoria, è stato fatto la fibra, di conseguenza penso, però domani lo dico, che vada sistemata più presto da chi ha fatto la fibra, per cui i costi vanno a carico loro. Anche la realizzazione, devono farlo loro. Anche dove realizzare. Domani lo so dire anche questo. Senta Sindaco, non bisogna, prima ne avevamo accennato all'inizio perché poi le ho chiesto della candidatura del Presidente della Repubblica, però è stato trovare il Papa qui tra il Presidente della Repubblica e il Papa. Ho letto, ovviamente l'abbiamo intervistato, è stata una bella emozione perché che mi dica, ma al di là del fatto puramente di andare ad incontrare il Papa, non so, l'emozione nel stringere la mano, nel parlare a 1 metro dal Papa, lei, eccolo qui, vediamo le immagini, poi vedremo anche un filmato che ci è arrivato direttamente dalla televisione del pontificato, del pontificio insomma, e quindi cosa ha provato in quel momento lì? Confesso, già parlando ancora adesso mi vengono un po' i brividi, nel senso è una cosa che desideravo tantissimo, conoscere il Papa, perché personalmente penso sia una persona eccezionale sotto tutti gli aspetti. Ha fatto un'omelia poi importantissima, sotto l'aspetto del lavoro, dignità del lavoro, bambini che devono giocare e non dare i rifiuti. E quando si è alzato ed è venuto giù per la scalinata, insomma ero imbarazzato perché c'è il Papa che viene da me, è arrivato da me, io volevo alzarmi per rispetto, dice no, si è seduto. E mi ha dato la mano, ha un sorriso, un'espressione, confesso ancora adesso mi vengono i brividi. È stata un'emozione che, devo dire, ho provato poche volte nella mia vita. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo, parlarci qualche minuto, di invitarlo a Padova, che mi piacerebbe moltissimo, ma so che tutti i padovani vorrebbero avere il Papa a Padova. Avevo parlato prima con il Vescovo, che a suo tempo, Don Claudio, anche lui aveva fatto questa richiesta, il padre Fradiano, il padre Leopoldo, tutti quanti avrebbero piacere di avere il Papa a Padova. E lui non ha detto di no, devo dire, non mi ha detto neanche di sì, onestamente, però ha detto ma mi manca Padova e Venezia. Per cui spero che col Vescovo, un po' facendo tutti quanti, insistendo un pochettino, sarebbe bellissimo avere il Papa a Padova, un grande onore. Nelle mie fantasie, nei miei sogni, vedo il Papa, il Prato della Valle con tutta la gente, sarebbe una cosa fantastica. Mi emoziona, solo parlare mi emoziona, per cui vederlo, vedere il suo sorriso, la semplicità della persona, che lui mi dà la mano, è stata una cosa che ricorderò per molto tempo. Sì, bene, allora senti, invece l'altra cosa che abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, è stato invidiato da molti in quella rappresentanza, immagino. Avere la fortuna di andare dal Papa così da vicino e poterci parlare assieme, credo non è cosa che capita a tutti. Senta, per quanto riguarda invece la situazione del Covid, com'è? Qui non ne veniamo, faccio un sorriso, ma un sorriso sarcastico, perché qui non ne veniamo davvero fuori. Io mi relaziono spesso con la sanità, vuol dire ULSS piuttosto che azienda ospedaliera, lo penso nei 7-10 giorni dovevo calare l'ondata di contagio. L'unica cosa, diciamo, positiva è che chi è contagiato, che ha fatto le 3 dosi, ha sintomi molto leggeri, un po' di raffreddore, un po' di influenza, un po' di febbre, poca cosa.
Però devo dire che sta creando grossi problemi all'ospedale, che ovviamente vuol dire che scala le operazioni perché c'è tanta gente all'interno con il Covid, piuttosto che le aziende del lavoro, che vuol dire che molte aziende, fabbriche, negozi, ma anche il personale, sta creando veramente problemi veramente pesanti. Per fortuna abbiamo i vaccini, devo dire per fortuna abbiamo i vaccini, per fortuna abbiamo una grande sanità, parlo dell'ULSS piuttosto che dell'azienda ospedaliera, per cui ci sono purtroppo anche molti morti. È per quello che dico, ma cosa vuoi che interessi la gente, le elezioni del sindaco? Interessa la pandemia? Interessa il lavoro, interessa la salute, interessano altre cose. Io spero che, come dicono, nel giro di questa estate riusciamo veramente. Beh, quest'estate già. Io spero, ma già la settimana prossima spero che cali. D'altronde l'unica soluzione è igiene personale, FFP2, mascherine, igiene e vaccini. Basta. Senta, prima della pubblicità le chiedo una domanda. Lei è stato ha dato grandi segnali di solidarietà nei confronti della dottoressa Viola e del professor Palù, insomma, per quello che sta accadendo, alle minacce che sono arrivate da parte di Novax. Con la professoressa Viola, il professor Palù, tutta la mia solidarietà dei comunicati è una cosa ignobile, insomma. Io veramente faccio fatica a capire queste cose. Sono scienziati che lavorano per il bene comune, per la nostra comunità, per l'Italia. Mandare un proiettile, minacciare, stiamo scherzando. E veramente sono sbalordito, è proprio indignato. Bene, allora rimanete con noi perché avremo molte domande da fare al sindaco. Vi ricordo ancora i numeri per interagire con noi, per le telefonate 049 8077 753, per i messaggi 345 33 41171. Potete mandare le email durante la settimana, il sindaco risponde @gruppotv7.com. Ricordo che è la prima puntata, abbiamo ripreso questa sera e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. A tra poco. Già.